è stata fatta giustizia. La gioia nella voce di Antonella Bordin, medico di base di Trebaseleghe, che quest'estate è stata multata più volte dal famigerato Velox di Cadoneghe lungo la vecchia statale del Santo. Oggi il giudice di pace di Padova ha accolto il suo ricorso e le ha cancellato 3 multe, con lei altri 2 automobilisti, per un totale di 14 multe cancellate, che si somma a quelle dei giorni scorsi, 22 in tutto a fronte delle oltre 60.000 emesse dal Velox. Il giudice ha disposto che il comune di Cadoneghe risarcisca alla dottoressa le spese processuali. L'aspetto diciamo, del ricorso e anche l'eventuale diciamo, risarcimento da parte del comune delle spese processuali mi interessano relativamente. L'importante era che le cose fossero state definite come ingiuste da parte, cioè comunque non corrette da parte del comune di Cadoneghe. La dottoressa quest'estate, per protesta, aveva anche strappato la sua tessera della Lega. Queste le motivazioni portate dall'avvocato che sta seguendo molti multati. È stato addotto che non era stata diciamo, adeguatamente segnalata la presenza degli autovelox, soprattutto la cartellonistica, e quindi sì, questo aspetto è stato diciamo, prevalente rispetto agli altri. Altre 8 udienze sono previste già dal prossimo 10 novembre fino a marzo del 2024. La speranza dunque per i multati continua. Poi della statale del Santo, definire urbana la parte dove c'è il muson sprovvista di marciapiedi e appunto di banchine, non poteva essere definita strada statale, strada scusi urbana, quindi c'erano parecchie infrazioni che l'avvocato ha portato a conoscenza del giudice di pace, che sono state accolte.